Vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo. Ecco qua. Mi sa che va bene. Allora, eccoci qua. Chiedo scusa ragazzi, stavo sistemando la live sul canale YouTube. Il bello della diretta. Mi sembra che va tutto in ordine. Ok, perfetto. Allora, ore 15 e 21 minuti primi. Siamo in diretta live con il sottoscritto. Quindi tutti voi che volete parlare con me, preparatevi con carta e penna, e che tra pochi istanti darò il numero di telefono per parlare in questa live. Prima di telefonare in questa live vi prego gentilmente di abbassare il volume del telefonino, se no ci sarà il ritorno di voce e non si riesce a comunicare. Quindi abbassare il volume del telefonino, mettere il mi piace, fare tap tap sul monitor per dare un aiuto e far salire il numerino dei cuoricini, e se vi fa piacere mettete il seguo, perché è importante. Mettere il seguo serve per far sì che quando sarò di nuovo in live ci sarà la notifica che vi avvisa che io sono in live. Pronto? Buonasera. Siamo da Catania. Da Catania. Sì, volevo farle una domanda. Mi sente? Sì, la sento, prego. Ok. Volevo sapere se il ragazzo con cui sto prova veramente dei sinceri sentimenti oppure l'ennesima presa in giro. Vediamo, è la prima volta che mi chiami? Sì. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Io 19 e sono del segno dei Gemelli. Lui invece? Lui 29 del Capricorno. Da questo momento in poi pensa a lui, Ok. e fermami quando vuoi, grazie. Stop. Ok, un attimo solo. Sì. No, ti puoi fidare, le carte me lo danno come una persona abbastanza sincero, quindi una persona che ci tiene alla tua persona, ed te l'ha anche dimostrato, perché è una persona che ti rispetta abbastanza. Va bene. Va bene? Grazie mille, una buona serata. Buonasera. Allora, salutiamo l'amico Francesco che ci segue da YouTube, che dice: buona diretta maestro, oggi la seguirò poco, tra poco vado a vedere la partita di playoff del Catanzaro, portatemi fortuna. Auguri allora Francesco, auguroni di cuore, un bacio, buona partita. Salutiamo anche Emma Sceri che dice: ciao Cleo, buongiorno. Ciao Emma, un bacione anche a te su YouTube.
Pasquale, ottimo maestro, posso sapere se ci sarà un ritorno d'amore? Mi devi telefonare, Pasquale, come fanno tutti, al numero di telefono 345 630 8172 e puoi avere una risposta. Grazie. Bene, allora, linee libere 345 630 8172. L'unico modo per poter comunicare con me in questa live, perché i commenti sono disattivati per motivi di serietà e professionalità. Perché pronto? Ciao, sono Sonia. Sonia, da dove mi stai chiamando? Da Salerno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Senta, io volevo sapere se c'era un ritorno con il mio ex compagno che si chiama Patrizio. Sì. Da quando è andato via? L'ho lasciato io da un mese. Vediamo, allora mi dici la tua età, il tuo segno. Allora io ho 48 anni e sono dell'Acquario, lui ha 44 anni e si chiama Patrizio ed è il segno dei pesci. Perfetto. Allora, Grazie. pensi intensamente a Patrizio e fermami quando vuoi da questo momento in poi. Va bene così, stop. Ok, un attimo solo. La ringrazio. È una persona molto orgogliosa. Molto. E quindi anche se lui il suo pensiero è di tornare da te, sì, perché c'è rimasto talmente male, ci sta male, però sente che orgoglioso sta resistendo. Però io dico che alla fine questo muro cadrà e tornerà da te. Va benissimo, la ringrazio e le auguro buona serata. Grazie, buona serata. Arrivederla. Allora, il motivo di aver disattivato i commenti, e preferisco parlare a telefono, è che con i commenti attivati si fanno avanti l'immondizia dell'immondizia. Tutta l'immondizia di TikTok si fa avanti con i commenti, mentre con le telefonate abbiamo una tranquillità unica di aver a che fare solo con persone di una certa serietà. E questo mi onora e mi fa molto piacere. Allora, salutiamo ancora Imma Romagnolo che dice: buongiorno maestro, dolce giornata. Grazie Imma, un bacio e una bella benedizione anche a te. Buona e santissima domenica per domani, che domani non ci sarò in live, la domenica mi dedico alla mia famiglia, quindi non effettuo live. Allora, io ricevo in provincia di Caserta per le persone che hanno seri problemi da risolvere. Per saperne di più mi potete contattare anche su WhatsApp e vi dico dove potete raggiungermi se vi va. Ed mi reco anche a domicilio in tutta Italia. Ok? Poi effettuo anche consulti in privato. Il costo è 30 euro per coloro che vogliono una mia consulenza riservatamente nel privato. In questa live invece è del tutto gratis, non dovete pagare niente, non dovete fare nessuna donazione, o se la fate a vostra completa disponibilità, non vi chiedo assolutamente io di fare qualche donazione, assolutamente. Ed mi occupo
in particolar modo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore per coloro che vogliono salvare una unione matrimoniale o sentimentale che sia. Se il vostro uomo vi ha lasciato per un'altra persona, se il vostro uomo vi ha lasciato perché magari si è innamorato di un'altra e volete prendervi la briga di farlo tornare, di farlo impazzire per voi, io posso aiutarvi. Ricordatevi che la magia esiste, è sempre esistita, non l'ho inventata io, ed la ritualistica esiste, ok? La magia non è altro, lo dico sempre, non è altro che l'energia dell'operatore. Se l'operatore possiede quelle energie, le mette a disposizione per il pubblico che lo chiede. Se non ce l'ha, non ce l'ha. È inutile. Perché io sento tante lamentele nel privato quando mi chiamate che vi hanno truffato di qua, vi hanno truffato di là, ne sento tantissime. Prima di rivolgervi a qualcuno, andate su YouTube, scrivete il nome della persona che vi siete o che vi volete consultare e vedete il cammino esoterico di quella persona. Se esiste qualcosa su YouTube di quella persona, allora vi potete fidare. Ma se non esiste niente, cambiate persone, perché quella persona lì si è improvvisato dalla sera al mattino. Allora 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72 è il numero per questa live. Lo dico molto molto pianino, pianino 345 630 81 72. Non chiedetemi per la salute perché non sono un medico, ok? Chiedetemi tutto quello che volete, ma non chiedetemi per la salute perché non sono un medico. Allora, io voglio parlare un po' quest'oggi anche per quanto riguarda il malocchio, perché alcune persone me l'hanno chiesto in privato, dice: maestro, parlate un po' di come difendersi dal malocchio e cos'è il malocchio. Allora, il malocchio proviene sempre dalle bestemmie, dall'odio, particolarmente quello familiare. Il malocchio, che oggi si chiama negatività, non è altro un composto di energie negative che vi viene tramandato da una persona che non vi può vedere, una persona che vi ha qua, una persona che vi dà un coppo stomaco e vi può, basta che, allora, quando uno non può vedere un'altra persona, quando butta le bestemmie, le butta con rabbia, si dice dalle mie parti con sdegno, e questo provoca il malocchio o la negatività. Cosa comporta il malocchio o la negatività? Comporta a farvi andare tutto storto, tutto male, qualsiasi cosa che volete fare vi va storto, vi va male. Ma questo dipende la persona che vi ha fatto il malocchio su che cosa ha agito, sulla fortuna, sul matrimonio, sul lavoro, tante volte sul matrimonio, nel senso che dice: non trova mai nessuna persona che da mettere a fare amore, che ti deve fidanzare. Qualsiasi fidanzata ti deve scappare da te. E questo succede a chi non riesce a fidanzarsi.
Questo è il malocchio. Come difendersi dal malocchio? Si può difendere dal malocchio con un ottimo amuleto, chi crede negli amuleti, con una protezione preparata da un professionista del settore. E allora sarete protetti. A Napoli, tanto per dire, usano il famoso cornicietto o corniciello e quello lo utilizzano per autodifesa contro il malocchio. Poi, paese che vai, usanza che trovi. Allora, detto questo, ricordiamo ancora il numero di telefono per parlare con me: 345 630 81 72. Vedo che siamo pochissimi quest'oggi perché tutti corrono, siccome oggi ci sono è sabato, ci sono i mariti in casa, i familiari in casa, allora vanno tutti in cerca di cartomanti dove si può scrivere, dove possono scrivere i commenti. Allora, voi tutti che non avete capito un tubo, perché siete una massa di imbecilli, lo dico sempre, so sempre quello che dico, quando voi scrivete nei commenti, andate a scrivere la vostra data di nascita. Ciò vuol dire che la vostra data di nascita la date in pasto pubblicamente in rete su internet. Poi, quando le cose vi cominciano ad andare male, non vi dovete lamentare, perché siete una banda di ignoranti e non capite un tubo. È chiaro? La vostra data di nascita deve essere riservata, perché è una cosa che è molto delicata. Sulla data di nascita si può fare qualsiasi cosa. Ecco perché poi questi sdomini cartomanti vi chiamano, vi minacciano e vi truffano. Lo volete voi. Sono stato chiaro? Voglio vedere chi di voi è capace di darmi torto di quello che io ho detto adesso. Ma siccome TikTok è anche questo, fate come volete, però poi quando mi chiamate a me non vi lamentate perché vi mando a quel paese, ok? Io sono una persona bella, calma, serena e coerente, però non mi piace vedere le cose storte, come si usa dire. Allora, linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. In mia compagnia mi dovete sopportare fino alle ore 16:45 minuti. 16:45 minuti. Aspettiamo. Pronto? Pronto? Sì. Signor Nicola, buonasera. Non sono Nicola, sono Cleo, signore. Scusatemi, buonasera. Buonasera. Senti, vorrei sapere un po' se i familiari miei mi tradiscono alle spalle, tutti quanti, perché mi sento proprio circondato. Mi date la vostra data di nascita, cioè l'età e il segno zodiacale? Sì, sono gemelli, sono del 61. Perfetto. Mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Stop. Ok.
Senti, allora, tu ti sei allontanata da tutti perché hai ricevuto troppo male, nonostante che hai fatto del bene. Quindi che succede? Che queste persone, diciamo, sì, assolutamente parlano alle tue spalle, ma tu sei superiore perché, ti ripeto, ti sei isolata un po', cercando di fregartene di tutti, perché hai capito il male che hai ricevuto e hai capito pure che gli hai fatto solo bene e hai ricevuto solo male. Ho capito. È chiaro? Va bene. Grazie. Ti trovi? Sì, sì. Quindi, Mi trovo. quindi continua così, mettiti per fatti tuoi e falli schiattare come si schiattano i pumarò. Bravo. Ok? Bravo. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Hai visto, no? La cattiveria è ovunque, la cattiveria è dentro agli umani. Perciò dico sempre, viva gli animali. Un cane, dico un cane per dire tutti gli animali hanno un loro modo di amare, però se prendiamo il cane è fedelissimo, ti fa le fusa quando sei nervoso, ti coccola, ti lecca, per dire. Ma un umano, quando è che te lo fa? L'umano te lo trovi intorno solo quando stai bene economicamente, te lo trovi intorno, poi ti manda a quel paese. Pronto? Pronto, salve. Sono Antonietta, Antonietta, da dove mi stai chiamando? dal Secondigliano. Secondigliano, un abbraccio a tutto Secondigliano, dimmi. Grazie. Senti, io tempo fa ti chiamai per un ritorno. Sì, Diciamo, e tu dicesti che non c'era, sì. però praticamente il ritorno è tornato, Mm. soltanto che se n'è andato di nuovo. Allora avevo ragione io, scusami. Poi io volevo capire. Questo non è stato un ritorno. Quando tu mi chiedi un ritorno, ti riferisci a un ritorno eterno, cioè torna sta persona a me per sempre, allora dico sì, torna, oppure dico sì, non torna. Quando ti ho detto non torna, vuol dire che lui non torna. Se è tornato per un poco è per cavoli suoi, per motivi suoi, ma non è tornato per stare con te per sempre, però. O no? Sì, però diciamo, in questo mese che era ritornato ha fatto, come devo dire, ha messo tutto di nuovo alla luce del sole. E poi perché se ne aiuta? Dice che poi lui non riusciva a essere come prima, però io questo non ci credo. E allora si è di ricoverare, Cristiano. Tieni amici sul cocco, conoscenza sul cocco psicologo, magari un anno dopo psicologo, scusa, Vediamo un po'. Dammi Sì. quanti anni tieni tu, che segno sei? Io sono del 75, sono Scorpione. E lui? Lui è dell'82 e Sagittario. Pensi intensamente a lui, fermami quando vuoi. Ferma. Ok, andiamo a controllare. Allora, volevo spiegare un po' a tutti che mi state guardando. Quando mi vedete fare così, non perché sono matto, attenzione, è perché io chiamo il mio angelo custode, il mio spirito guida, che mi comunica delle cose che io poi vado a collegare con le carte. Quindi volevo chiarire questo particolare per le persone che magari
si fanno qualche domanda. Allora, stammi bene a sentire. Sì. Sta persona ti manna sullo manicomio, sentimi a me. Perché? È una persona che non ama stare con due piedi in una scarpa. È una persona che ama essere libero o zumba a capo zumballa, capito? Quindi quando viene da te, quando torna da te, come è sempre successo, è perché si trova in difficoltà, capito? Ma tu allora ti vedi che lui viene di nuovo, diciamo... Non cambia mai, a capo è sempre quello. Sa che tu sei troppo buona, sempre disponibile, e dice, a fammi vedere, mo che trovare poco a scema, che succede? Scusami, No. scema nel modo positivo. Ma lui c'ha altre. Sì, è uno che insomma alla, non senti. Allora, per me questa persona fa sempre questo, un ritorno reale, non lo vedo. Poi lasci i miei consigli e prendi lui. Perché io come avrei un blocco psicologico che non me ne riesco ad uscire. Sì, lo so. È chiaro, tu cerchi sempre di recuperarlo. E io ti ho aggiunto una frase e tu non mi vuoi capire. Questo deve andare a trovare solo per fare 3 soli. Quando si trova in difficoltà in qualcosa deve andare a trovare. E tu sei là disponibile a coglierlo. O sto sbagliando? No, sì, si è sempre comportato così, anche se l'ultimo anno lui voleva fare le cose sul serio, però dato che io non me la sentivo, che sto da 5 anni con lui, però mi ha fatto tanto male. Lo so. Io volevo stare prima per conto mio e poi da lì dall'anno scorso è successo un macello e poi lui ad ottobre se n'è andato proprio. Io l'ho seguito fino a gennaio, poi l'ho lasciato proprio, basta, ho detto devo prendere la vita mia perché sono andata in depressione e tutto. Ma chi tu fa? E lui, dopo 3 mesi è ritornato e mi ha fatto andare di nuovo peggio di prima in depressione. Allora mi sai dire a me chi tu fa? Ma io sono plagiata da quest'uomo perché non mi spiego come mai io non me ne E sei plagiato, sì che sei plagiato, scusami, ma io non lo so, se una persona non fa per te, se una persona ti fa soffrire, se tu non stai bene vicino a una persona, ma tu che ci stai a fare? Ma la televisione, ma tu la televisione la guarda quando le femmine vengono accese? E allora? O i colpi e voi donne? Perché se una cosa non va, chiudi prima che sia troppo tardi. Io 3 mesi fa, quando parlai con te, Eh. io l'avevo chiuso, poi lui è ritornato dicendomi che lui questi 3 mesi... E vuol dire che tu a me non hai avuto fiducia. No, a te. Quando perché io... come lui si è presentato di nuovo nell'ambito della famiglia, cioè di nuovo con andare a casa della famiglia, i fratelli, di tutto. Nessuno fratello tuo ci fa una rotte ossa, niente a questo. E quello perciò se ne approfitta perché io ma sono un fratellino molto piccolo. Ma mannala a fanculo, senti a me. Tu hai una vita davanti, tu lo puoi incontrare 10 volte meglio is, ma tu veramente fai. Lo so. Chi si torna... Io non me ne riesco ad uscire. Chi si torna... letto buttato. Chi si torna nei 10 volte e torna sempre a così, tu dici Cleo. Cerchi di uscire... Posso fare una domanda?
guarda, se Dimmi. non ti do fastidio. Dimmi. Io ho una causa di un incidente. Ho fatto la visita con il CTU quasi un mese fa. Vorrei sapere come andrà, se andrà tutto bene, almeno questo. Vediamo. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Andrà tutto bene, è solo questione di tempo, quindi auguroni almeno per questo, ok? Grazie. Ti abbraccio. Appena che posso ti vedo a trovare. Tu sei a Caserta? Sì, in provincia di Caserta. È un piacere vederti, figurati. Sì, vorrei venire proprio da te. Come? Allora sì che proprio nello stato che sto non riesco meno più a guidare perché sto H24 con psicofarmaci a letto. Niente di me, allora vuoi morire, tu uccidere che mano dove, che può fare? Ma vivi la... sveglia e mi ha detto io perché 3 mesi fa mi stavo riprendendo. Allora, Gioia mia, stammi a sentire, ti dico una cosa importante. Allora, ripetemi quanti anni c'hai. Mi senti? Sì. Quanti anni c'hai? Io ho 46. A 46 anni si può iniziare una bella vita, si è maturi, saggi, si è molto più completi. Quindi puoi vivere la tua vita gioiosa in tutti i modi. È che mi sono successe tante disgrazie dal mese dell'anno scorso ad ottobre. Ho perso lavoro, stavo prendendo casa, lui che litigate senza fine, non sapevo più dove aggrapparmi, mi sono sentita Gioia, ascoltami bene, non sei l'unica, non devi pensare che sei solo tu che c'hai questi problemi, ce ne sono persone che hanno problemi più gravi dei tuoi, capisci? Persone che hanno problemi ancora più gravi dei tuoi, tieni a mente persone invalide in coppa alla seggiola a rotelle, tieni a mente, cioè, voglio dire, cerchiamo di combattere con noi stessi, tu devi combattere con te stesso e devi dire... che mi manca, oggi la forza ho sempre combattuto perché tra l'altro non c'ho genitori, c'è solo mamma, comunque anziana, e mi sono sempre rifatta. Poi comunque dalla separazione che c'ho un ragazzino ho cresciuto da solo, veramente ho fatto di tutto, mi sono sempre rialzata, ma stavolta non ci riesco. Hanno bisogno di te perché tu con i psicofarmaci ti stai accidendo che mano d'oro, quindi devi darti forza e aiuto, devi essere forte perché gli altri hanno bisogno di te e tu devi dimostrare che sei una donna forte. Io ti abbraccio, ti auguro una buona serata. Va bene, ti contatterò. Ciao bella. Ciao. Allora, questo vuol dire umanità, vedete? Io sono una persona che cerco... Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te su YouTube. Io cerco di dare il meglio di me stessa. Pronto? Pronto, buonasera, posso andare in diretta con questo bello giovane? Sono io il bello giovane, buon pomeriggio. Mamma mi va a stare che la femmina a tele. Mamma, leggi una magola. Abbassi un po' il volume del telefonino, se no non capisci niente. Un attimo. Dimmi tu. Allora, Buonasera. Mi sono i quartieri spagnoli. Ah, un abbraccio a tutti i quartieri spagnoli. Ci sono stato tante volte. Poi che cosa bello, quando volete venire da mangiare tu mi andate nelle vostre quartieri.
Ma no, Coppa Daniel, bella, bella. E le metti. Oh, noi abbiamo fatto, allora, i quartieri spagnoli Poi abbiamo... prima lo faccio pigliare, fatti scema, che tu dici me qua. Chi c'è Quando volete venire a disposizione, vengi pure a casa e ti vengi sfizza a casa e tanto per camminare. Grazie, bella, bella. Che a Napoli risiediamo a De Cafù. Ciao, quali cazzo? Che non ci lavori da meno. Ma no, che le va a quest'anno proprio, dai, siamo presenti. Insomma, come vi chiamate? Cleo. Spacciarisce una cosa, io ho fatto una domanda della pensione, perché Sì. avete un problema per i capi del 90. Sì. Invecchiate e miseria, perché a me proprio la bocca me l'ha fatta e tutto. Poi adesso che io si muore, tengo 60 anni, ma voglio di 20 anni. Non mi offenditi, tengo 3 anni che vuoi, Io già faccio buona missione, non lo sta ferma. Insomma, dai, e mi ha fatto questa... Signora, signor, Io mi chiamo Rosaria. Rosaria, Dici, detto tra di noi, a zumba ancora o no? dimmi, cosa dici tanto? Io me ne vedo bene. Fai buono. Ma voi si morite, se non mi aiutate, tengo i capelli neri. Beh, complimenti. Faccio lasciate che la bella figlia si è già prendere i vincolati, ma ci vado a morire vicino. Auguri. E che non voglio fare, faccio la vita Auguri per 100 anni a schiattare come schiatta nei Pumarò. E faccio schiattare un fegato. Allora, io faccio chiamate perché io ho passato tutte le visite allegate e tutto, no? Sì. Ma l'ultima visita l'ho fatta domenica allegate, già sono passati 47 giorni. Sì. Unità Venezia attraverso i soldi, perché io vengo a due ci chiamo a mangiare e buccia. Allora mi avrei sia di questi soldi. E attraverso è passato dai credi e tutto, ma penso che è passato... Allora. Dici, Quanti anni c'hai, che segno sei? io sono sagittario. 60 anni. Fermami. Fermami. 15, 12, 61. Allora, lo sa, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Vai. Fermo? Sì. Secondo me ti fai le ferie buone, eh? Allora è passato tutte cose. Sì, per me la risposta è sì, perché le carte mi escono positivamente, vedo questo progetto che si realizzerà. Quindi suppongo che le ferie te le passerai bene. Allora in realtà al momento mi avessi soldi. Ti ripeto, entro il Ferragosto si soldi sono arrivati obbligatoriamente. Ah, ma è passato tutte cose, allora è Sì. passato, ho fatto un decreto. Sì, Vai, posso fare una domanda? prego, dimmi. Ci ho fatto un rinnovo di reddito cittadinanza, volete è tutto a posto, senza domanda a posto. Vediamo. Ha dato un futuro, nemmeno un maggio. Sì, sì, sì. A me va, no, io mi volete, però faccio fatto un rinnovo. Vabbè, fermami quando vuoi. Vai. Ok. Sì, 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 sì. Te lo daranno a posto, auguroni. Grazie, quando vuoi venire, un bacione. Ti ringrazio, Rosario, un abbraccio forte, 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 forte di cuore. Ciao, grazie, allora faccio cose in posto. Vai tranquilla. Ciao. Ciao, Quando bella. vuoi venire, io ti chiamo e ti vengo a prendere la mia macchina. Io là, ti aspetto. Va bene. Ciao, buonasera. Ciao, ciao, Buona ciao. domenica. Grazie. Ciao. Simpaticissima persona, l'amica Rosario dei quartieri spagnoli, Napoli e Napoli. Io. Napoli, parliamo del cuore di Napoli, che quando ci si Napoli, no, parliamo del cuore di Napoli, i quartieri spagnoli,
Coppi Tribunale, cioè, parliamo proprio di Napoli centro. Napoli è un qualcosa di formidabile, bellissimo. Io a Napoli, diciamo che sto più a Napoli che a Caserte, perché io sono un casertano, però diciamo che ho lavorato sempre a Napoli, in TV, tutte le TV di Napoli. Ho avuto lo studio a Napoli Ferrovia, c'avevo uno studio. Ho avuto uno studio a Vittorio Emanuele, a Napoli, via Vittorio Emanuele, insomma, sarebbe via Vittorio Emanuele sarebbe quella sopra i quartieri spagnoli che passa. E lì ho avuto uno studio, voglio dire, sono abbastanza conosciuto a Napoli. Bene, 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. Siamo in diretta live anche su YouTube, sul mio canale Il Maestro Cleo. Pronto? Pronto? Devi abbassare il volume del telefonino, se no non possiamo parlare. Ok, ora? Sì, dimmi. Ok, sono Michele e chiamo da Cosenza. Sì. Diciamo vorrei fare anch'io le carte. Sì, cosa chiedi alle carte? In amore come va? Allora, mi devi dare la tua età e il tuo segno zodiacale. Ok, la mia età. Allora, 21 anni. Sì? Bilancia. Sì. Il tuo lui? Lui diciamo ha una situazione complicata, nel senso mi sono lasciata da poco, un figlio, mi sto sedendo con un altro ragazzo, diciamo una situazione un po' complicata. Non sai nemmeno tu cosa vuoi. Più o meno. Più o meno. Ah, ti piace il vino con la neve, Allora, vediamo un po'. Fermami quando vuoi. Vabbè. Basta? Che piace il vino con la neve. Lo sai cosa vuol dire? È un detto. Che dici? Ti piace il vino con la neve? Vuol dire che te ti piace l'uomo e non sai quale di quello scegliere. Allora, vediamo un po'. Allora, ascolta, sei in totale confusione. Allora, il primo che tu è stato il tuo uomo, sa chi è? Il papà del bambino, della bambina? Sì, bambino. Bambino. Non, cioè, lui ci tiene a te, attenzione, però dovuto al tuo carattere non riesce a capacitarsi a come tenerti a bada, capisci? Sì. Quindi devi un pochettino, se tu proprio ci tieni a questa persona, cosa che io vedo che oggi non più, cioè oggi ti senti attratta a qualcun altro e quindi stai facendo un po' di confusione. Perciò devi vedere cosa vuoi fare da grande, capito? Perché non dimenticarti che c'è un figlio di mezzo e quindi quando ci sono i bambini di mezzo non bisogna creare confusione, non bisogna creare casini e tutto quanto. Cerchi di rientrare in te e cerchi di capire cosa vuoi fare. Ma quindi le carte diciamo non specificano nulla. Le carte ti danno il papà di tuo figlio, una persona
positiva da prendere in considerazione. Capito? E invece dell'altro ragazzo non dicono nulla. Nel L'altro senso, ragazzo, l'altra persona è una persona per averci una storia, per divertirti un po', così farà anche lui, ma non vedo un cammino fatto di unione, capito? Non ho vedo, capito, non va vedo, bene. non vedo futuro con quest'altro, è solo una questione di letto, è chiaro? Ho capito, è chiaro, grazie. Ciao, stammi bene. Grazie, gentilissimo. Prego, Ciao. ciao. La ragazza non è convinta quello che gli ho detto, mo si mette in cerca altri cartomanti, si mette a commentare e a fare altri consulti finché non trova la persona che gli dice quello che lei vuole sentirsi dire. Vi rendete conto, dico, quando io parlo, che dico, quella lì adesso è contento solo quando gli dicono quello che vuol sentirsi dire. Mo va in cerca su altri cartomanti. Pronto? Buonasera maestro, buonasera. Buonasera. Volevo sapere, dato che c'è un po' di astio tra mia madre e mia zia, Sì. volevo sapere se ci fosse, non lo so cosa stesse succedendo, insomma. Cioè, vuoi sapere se ci sarà una pacificazione tra di loro? Sì, nel caso ci fosse qualcosa che non va. Vediamo che cosa è successo. Mi dici quanti anni c'ha mamma? Mamma è del 74 ed è acquario. La zia? Invece mia zia è del 62 ed è di ottobre. Perfetto. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. No. Ok. Senti a me, c'è qualcuno che ha messo uno contro l'altra. Vedo la carta del diavolo, vi faccio capire, nella cartomanzia, quando mi esce questa carta del diavolo, sta sempre a indicare il dio del male, ha a che fare col mondo esoterico. Quindi tra di loro c'è questa attrite, questi diverbi dovuto alla malvagità di qualcuno che l'ha messo uno contro l'altro, hai capito? Va bene maestro. Quindi Molto chiaro. questo è la pura verità, perché si odiano. Va bene maestro, grazie. Buona serata. Buona serata a lei. Allora, eccoci qua, salutiamo l'amico. Allora, io volevo ringraziare un po' a tutti quelli che seguono questo mio TikTok. Quindi io vi dico sempre di mettere il seguo perché è importante. Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera, maestro Cleo. Prego. Volevo farle una domanda. Mi dica. Allora, io sono Angela e chiamo da Roma. Sì. Praticamente volevo sapere se mi sbloccheranno il reddito di cittadinanza che mi è stato bloccato per un problema di ISE dell'INPS, di mancata lavorazione dell'ISE. Ho capito. Vediamo. Sono andata la settimana scorsa e mi hanno detto la prossima settimana lo sblocchiamo, però ancora non mi hanno sbloccato. Vediamo, quanti anni tieni, che segno sei? 47 anni pesci.
Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Sì. Stop. Ok, un attimo. No, è imminente, te lo sbloccano. Speriamo. È imminente perché mi esce la carta della notizia, quindi è molto vicino, non è lontano. Speriamo che il 27 mi fanno la ricarica. Te la fanno sicuramente, auguroni, figurati. Grazie maestro Cleo. Buona serata. Grazie. Buonasera. Allora, io ricevo in provincia di Caserta da vicino, per chi mi vuole venire ad onorare da vicino, e mi reco anche a domicilio. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera, abbassa un po' il volume del telefonino, grazie. L'ho fatta. Allora, dimmi tutto. Allora, io chiamo per sapere se ci sarà un cambiamento con le persone che amo. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 46 anni bilancia. E lui? Duro. Anni? 54. Da dove mi stai chiamando? Dalla Puglia. Dalla Puglia. Vediamo se ci sarà un cambiamento positivo, va bene? Va bene. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, sta persona sta un attimo in confusione perché ha vari problemi, tra cui lavorativi, economici e così via. Quindi c'ha un progetto che sta cercando di realizzare. Sentimentalmente con te lo vedo molto preso sicuramente, però molto abitué. Capito cosa intendo? Sarebbe che non dà più di tanto, non si spinge ad essere più predisposto, più partecipe in tutto. Però vedo un rapporto che andrà avanti sicuramente, andrà anche a migliorare, ma deve passare questo periodo nero per lui. Ho capito. Ok? Ok. Buon pomeriggio. Grazie. Allora, le linee ritornano libere. 345 630 81 72. Voi nuovi mettete il seguo, è importante perché io ogni giorno, meglio ogni mattina, vado a caricare il video della preghiera di aiuto tutti i giorni e ogni sera il mio gruppo di preghiera prega per voi follower, vi protegge dal mondo del male. Quindi ecco perché è importante mettere il seguo, più ne siamo e meglio è. Ok? Quindi mettete il seguo e fate tap tap tap. Pronto? Buonasera. Buonasera.
sono Lucia dalla Puglia Sì. e vorrei sapere per quanto riguarda un po' di lavoro. Se trovi lavoro, Lucia. Sì, no, per mio marito sinceramente, come si evolverà la situazione? Quindi è in cerca di lavoro tuo marito? Sì, Mi dici quanti anni c'ha, che segno è? bilancia 42. 42. Pensi intensamente la domanda che mi hai fatto per tuo marito e fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. Allora, volevo ricordare a tutti voi che io ho un altro profilo su TikTok dove mi vado a divertire insieme a voi. Lì vado a mettere i video della cucina, ricette per la cucina, piantagioni, racconto barzellette divertenti. Lì mi vado in uno stato relax. Se mi volete seguire anche lì, andate lì e vedete c'è scritto come nome Smav Radio, ricordo Smav Radio, oppure Fabio Romanelli, va bene? Allora vediamo il lavoro come va. Senti a me, io vedo qualcosa in arrivo, perché? Però è un qualcosa fuori luogo dove abitate, va bene? Perché tuo marito ha chiesto in giro, ma non ha fino adesso chi ha promesso di qua, chi ha promesso di là, non è successo niente. Però ci sta anche qualcuno che gli dovrebbe far sapere, diciamo fuori zona, fuori dove abitate. Sì. È vero? Sì. E sarà questa persona a chiamarlo ed offrirgli una comunicazione lavorativa. Ok. Va bene? Va benissimo, la ringrazio. Arrivederci signora. Buona serata. Eccoci qua. Mettete il seguo, è importante. Allora 345 630 81 72. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Lei sta chiamando dalla Svizzera. Eccoci qua, dimmi. Allora, maestro, io sto un po' in difficoltà, cioè mi sono presentata a 2 posti di lavoro, siccome sono disoccupata, Sì. e volevo sapere se quale posto praticamente mi viene assegnato. Vabbè, no, questo non possiamo saperlo. Posso dirti se presto troverai lavoro. Va bene, allora facciamo così, sì. Quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, 56, Sagittario. Allora fate tap, portiamo all'impazzito questo numerino dei cuoricini, forza. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. No. Ok. Va bene? Sì, va bene, un attimo solo e andiamo a controllare. Grazie.
È molto vicino il lavoro, quindi presto prenderai possesso lavorativamente parlando. È molto vicino. Va bene. Auguri. Grazie mille, maestro. Buona serata. Buona serata a te e tutta la Svizzera. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie a TikTok arriviamo anche in Svizzera. Mamma mia, qua vicino, 4 passi. Linee libere 345 630 81 72. Vediamo chi riesce a prendere la linea per parlare con il sottoscritto. Allora. In mia compagnia fino alle ore 16:45 primi. Amici, allora, voi che non riuscite a prendere il numero di telefono, c'è anche il link nel mio profilo. Andate sul link, trovate i numeri di telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, salve. Vorrei sapere, per quanto riguarda una riunione per martedì prossimo, come andrà una riunione molto importante a livello internazionale per lavoro. Sì, vediamo subito. Quanti anni tieni, che segno sei? Allora, 42, 44, 80 di tempo. Pensi intensamente alla domanda che hai fatto e fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Fate tap, voglio vedere i cuoricini. Come andate? Come va? Non lo so sentire. Sì, un attimo, sto controllando. Allora, vediamo un po'. Incertezza, per me andrà a gonfie vele, credimi, andrà a gonfie vele perché sono uscite tutte carte belle. Ok, la ringrazio. Auguroni, mi faccia sapere, auguroni. Grazie. Ragazzi, tutti quelli che non fanno tap col dito, questo qui, vedete, se ne deve cadere. Se ne deve cadere questo qua. Allora, tap, facciamo salire sempre di più quel numerino. Vi ringrazio di cuore. Vi ringrazio veramente di cuore. Grazie a chi lo sta facendo. Tutti quelli che lo fanno dovete passare una domenica favolosa. Questa è la mia benedizione per voi. Una santissima domenica per domani. Allora, 345 630 81 72 per chi desidera parlare col sottoscritto. Ripeto, lo dico molto lentamente: 345 630 81 72. Vi ripeto che ricevo in provincia di Caserta, perché io sono un casertano, quindi ricevo in provincia di Caserta su appuntamento, quindi bisogna fissare appuntamenti da vicino tramite WhatsApp, ok? Vi dirò il costo da vicino quando è per ricevervi da vicino. Mentre il costo per un consulto privato riservatamente con me senza limiti di tempo, il costo è 30 euro telefonicamente, da vicino è diverso. Pronto?
Abbassi il volume, grazie. Ciao, dice ciao, ecco qua. Attacchiamo e facciamo prima. E non ti stanno a sentire, vuol dire che non date ascolto, non mi si dice a Napoli, non mi date aurienzo. Non mi date aurienzo. Allora, bisogna abbassare il volume del telefonino per parlare con me, se no la voce va in ripetizione e non si riesce a comunicare. Allora, linee libere, grazie sempre dei cuoricini a tutti voi che state mettendo i cuoricini. Vi voglio un sacco di bene, cerchiamo di far crescere questo profilo. Pronto? Sì, pronto? Eccoci qua, mi dica. Maestro? Sono io, prego. Buonasera. Buonasera. Senti, vorrei sapere che c'è mio nipote che è arresto domiciliare, che Sì. devono fare la causa ora. Per far sapere qualcosa come ci va? Vediamo. Quanti anni c'ha vostro nipote? Dell'86. Che segno è? 5 maggio 86. Niente, una sciata è stata, una litigata con la fidanzata. Vediamo. Ha litigato con la fidanzata e la fidanzata l'ha mandata in gattabuia. Sì, si arresto domiciliare. Ai, mi fermi quando vuole. Sì. Va bene. Ok. Ero libera, lo posso fare. No, signor, libertà per il momento non la vedo. Da quanto tempo sta così? Ora 3 mesi, 4 mesi. Ci vorrà ancora un altro pochino, signora. Ma Cioè, lo liberano, che cosa fanno? verrà liberato, non adesso però. Ma forse ci hanno fatto qualcosa a questo No, ragazzo? signora, statemi a sentire. Non fatevi fregare i soldi da nessun mago, non ci hanno fatto niente. È vostro figlio, cioè vostro nipote, che ha commesso questo sbaglio nel picchiare la fidanzata. Non c'entra niente la fattura, il malocchio, perché vi potrei dire, signore, ci hanno fatto la fattura, ci vogliono 3.000 euro per toglierlo. Vi trufferei solamente, non fatevi truffare da nessuno perché non c'ha niente. Vostro nipote ha fatto uno sbaglio e deve pagare, quindi sta pagando ed uscirà molto presto, ma deve passare ancora un altro po' di tempo. C'è lo sfogo di legge, quindi deve aspettare ancora. Deve aspettare ancora. Ok? Va bene. Arrivederci. Buonasera, prego signora, prego. La signora non è convinta, mo se non trovi il cartomante che gli ruba i soldi, non è contenta. Mo due sono le cose, o sono troppo scemo o sono troppo onesto. Non so quale di quelle devo prendere in considerazione. Voi che ne pensate? Bah. Allora, Letizia Milazzo, buon pomeriggio maestro, sei bravissimo, grazie Letizia, un bacio forte forte, ti voglio bene, un abbraccio Letizia.
Allora, 345 630 81 72. Forza tap tap, arriviamo qui a 10.000, manca poco per 10.000 cuoricini. Abbiamo fatto una dispensa di cuoricini. Arriviamo a 10.000, manca poco. Allora, dicevo, io ricevo da vicino per problemi da risolvere in provincia di Caserta. Bisogna fissare appuntamenti tramite WhatsApp. Però, quando fissate un appuntamento, io esigo che lo dovete mantenere. Prima di fissare un appuntamento, siate coerenti con voi stessi e decisi, perché non è che poi mi fate aspettare in quell'orario che io potrei dedicare a un'altra persona e poi mi trovate una scusa, vado in bestia, con me non cioè voi da me non entrate più. Ed è successo già in altre occasioni che ho fatto in modo di non prendere un nuovo appuntamento. Chi sbaglia con me un'altra possibilità non ce l'ha, ok? Perché io, ringraziando il Dio, c'ho tanta gente che mi viene a trovare da vicino, quindi non mi importa venite, non venite. Chi ha bisogno di parlare con me da vicino o fa come dico io, oppure andate da altri cartomanti, andate da altri, andate a arricchire gli altri, non venite da me. Pronto? Non ho capito. Salve. Vorrei sapere se ho un incontro in amore. Se incontrerai la persona giusta? Sì, esatto. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sono Sagittario e ho 25 anni. Vediamo, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ora. Ok. Sì, incontrerai la persona giusta, ma devi essere un po' più disponibile perché ti vedo troppo chiuso caratterialmente, capito? Come vai? Succede così, se ti ripeto, devi essere tu molto più aperto, essere più disponibile e vedrai che incontrerai la persona ideale, perché io la vedo, la ragazza sta qua, la ragazza che la devi incontrare è una persona che non conosci, è una persona nuova. Ho capito, senti, ma posso sapere anche altro oppure No, una sola domanda in live. Ho capito, grazie. Prego, arrivederci, buona serata, buona serata. E ringraziamo l'amico e le linee ritornano libere. Che ore sono? Mancano 10 minuti. Domani e domenica non ci sto in live perché la domenica mi dedico alla passeggiata con la famiglia e mi godo la domenica. Poi dal lunedì al sabato mi potete trovare sempre qui in live per le persone che mi seguono da oltre 40 anni e continuano a seguirmi, io sto sempre qua. Abbiamo cambiato un po' i luoghi, prima mi vedevate nelle TV nazionali, TV locali, Rai, Mediaset e via via. Oggi invece mi vedete qui su TikTok perché è l'epoca
è l'epoca dei social e io tra i tanti social network ho scelto TikTok perché lo ritengo il social più diciamo dove più si socializza, è chiaro, dove si fa di tutto e quindi è bello, come social è bello, mentre Facebook, Instagram è per sex appuntamenti, per appuntamenti donne, uomini, lì per carità di Dio, lì Facebook, Instagram non fa per me, fa per i malati mentali che hanno la ciaccarella qua, stanno tutto là sopra. Allora, prendiamo un'ultima telefonata, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? 345 630 81 72. Salutiamo l'amico mio Sergio Zaccariello che dice grande diretta, complimenti carissimo, ma figurati, ti ringrazio, sempre gentilissimo l'amico, dovete sapere, io lo dico in ogni mia live, l'amico Sergio Zaccariello è un noto cartomante dei miei anni precedenti, ha iniziato più o meno un po' dopo di me, su per giù. Il noto, prima si diceva ma una parola, invece adesso si dice sensitivo, veggente e così via. Lui è un bravissimo diciamo sensitivo. Il noto Stratos, il mago Stratos, è un carissimo amico mio che segue sempre le mie live ed è l'unico che io rispetto e che merita il mio rispetto, perché prima di tutto viene l'uomo e poi viene il mestiere, il lavoro, ok? E lui è bravo, sia come uomo ma soprattutto come operatore esoterico, e ce ne sono pochi dei bravi, o riesce sono tutte paga urare, questo ve lo dice Cleo, garantito, e ve lo metto per iscritto. Allora, linee libere 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me. Allora, io devo ringraziare tutti voi perché siamo arrivati quasi a 15.000, mamma mia, 15.000 follower. Immaginate, quando mi sono iscritto su TikTok, allora per poter fare la live dovevo arrivare a 1.000 follower, perché TikTok ti dà la possibilità di andare in live solo se c'hai 1.000 follower. Voglio per arrivare a 1.000 follower. Oddio, che ho dovuto fare, mamma mia. Finalmente arrivato a 1.000, piano piano, adesso sto quasi a 15.000, ma non ci credo, credetemi. Pronto? Pronto, maestro Cleo? Sì, sono io, prego. Buon pomeriggio, sono il ragazzo che comunque vi chiamo 4-5 giorni fa per il fatto della Cassazione. Ah, sì. Che voi avete detto che l'hanno rimandata. Sì. E così è stato. Lo so, mica vende i carciofi. Vi volevo fare una domanda, maestro, se era possibile. Prego. Volevo sapere se io per la seconda settimana di luglio uscirò, perché io sotto i 4 anni vado l'8 luglio, se mi faranno restare i giudici a casa oppure mi metteranno in libertà. Vediamo subito, quanti anni c'hai, che segno sei? 15893, Leone. Fermami quando vuoi. Va bene. Ok, vediamo. Allora, di solito quando succede che uno deve uscire il mese di luglio, seguimi, Sì.
lo fanno quasi sempre per dispetto, perché e se ne parla a settembre, perché i giudici, chi va in ferie, chi è così, chi è colì, e rovinano l'anima del detenuto, capisci? Vabbè, però io dopo l'8 luglio posso uscire. Però, ti dicevo, però, vedo la carta del sole uscente che sta qui, che sta a indicare libertà. Quindi io suppongo che tu uscirai, ce la farai. Quindi per luglio uscirò, diciamo. Sicuramente, sempre se non ti fanno quello che ho detto io, capisci a me? Ma per il fatto che No, perché non è il primo caso, non è il primo caso. Capito? della carta della libertà per lui. Esatto. Penso che comunque l'avvocato sempre a parlare un po' prima, non Sì. ci dovrebbero essere problemi. Volevo sapere solo se il giudice mi accettava la libertà. No, l'accetterà. Va bene, vi faccio sapere anche questo. Se non è per luglio, da dritta a settembre stai a fuori, 12 turavo da passare. Va buono, se non è a luglio a settembre. Garantito. Mettete l'anima in pace. Vabbè, grazie. Stammi bene, ciao. Un grande, grazie. Grazie di cuore. Ragazzi, era l'ultima telefonata. Fermiamoci qui, mettiamo le carte nell'apposita custodia e anche oggi mi sono divertito perché io questo lavoro lo faccio con amore, quindi quando una cosa si fa con amore ti diverti pure, chiaro? È come fare l'amore con una donna, lo fai con amore e ti diverti, se non lo fai con l'amore non ti diverti. Allora ragazzi, io vi devo ringraziare veramente di cuore, però andiamo prima a salutare il mondo di YouTube, che io vediamo un po'. L'amica Letizia Milazzo dice: sei onesto maestro. Massimo dice: onestamente. Ragazzi, vi ringrazio a tutti voi che mi seguite ogni giorno. Io vi voglio un sacco di bene, qualsiasi cosa sto a vostra completa disposizione. Qualsiasi cosa io cerco sempre di essere disponibile con tutti. Se non ci riesco con la mia massima disponibilità, sono sempre qua. Io non scappo, non blocco a nessuno, parlo chiaro, libero e onesto. Ciao a tutti al mondo di YouTube e ci sentiamo ragazzi lunedì. Un bacio forte, continuate a seguirmi su TikTok, sull'altro mio profilo che si chiama Smav Radio oppure Fabio Romanelli, e lì ci divertiamo. Andate lì a mettere il seguo. Allora, la stessa cosa